Alessandro Carrubba, delegato dell'AIS, che è l'Associazione Italiana Sommelier, sede naturalmente di Siracusa, anche lui qui al Coffee Show Latte Art. Noi abbiamo parlato poc'anzi con l'ONAV, che è un passaggio che può essere anche quello precedente poi a quello invece del sommelier, che diventa un professionista, non soltanto un conoscitore del gusto del vino, della propria caratteristica. Certo, è vero, l'Associazione infatti Italiana Sommelier, l'intento è quello proprio di formare una figura professionale a tutti gli effetti, quindi la persona che si avvicina a noi, oltre che per una cultura personale, intraprende proprio un percorso professionale. Infatti noi abbiamo 3 livelli nell'associazione e il primo livello partirà proprio a novembre. Il 3 novembre lo faremo presso Gusto Gourmet Store di Siracusa in Corso Gelone. Il corso è composto da 15 lezioni e oltre alla parte teorica sul vino, quindi tutte le lezioni, ci sarà la degustazione guidata dai 3 vini, quindi il fatto che un insegnante sommelier riesca a trasferire a chi segue il corso insomma, queste competenze è una cosa importante. Poi faremo il secondo e il terzo livello fino ad arrivare proprio alla figura del sommelier professionista che abbiamo visto che insomma, non solo in Italia trova spazio anche nel mercato del lavoro. Io pongo una domanda che probabilmente può sembrare scontata, in realtà non lo è. Leggo tra i volumi che sono sulla vostra postazione il vino italiano, il cibo e il vino, che chiaramente insomma è un elemento fondamentale, quello relativo all'accostamento. Molto spesso c'è una guerra, continua ad esserci una guerra tra vino italiano, vino ad esempio francese. Voi che conoscete bene, al di là dell'eventuale campanilismo, che cosa ne pensate? Allora, noi pensiamo che il vino innanzitutto è espressione del territorio, quindi è importante per noi conoscere i nostri vini siciliani, la nostra produzione di vino, in Sicilia ce n'è tanta, pensiamo che Trapani è la provincia che produce più vite in Europa, quindi c'è una produzione di vino altissima, quindi è importante conoscere il territorio. È importante capire le differenze tra i diversi territori italiani e stranieri, infatti nel secondo corso che facciamo noi, il secondo livello, analizza il vino regione per regione e poi è importante un po' lasciarsi andare e cambiare, insomma assaggiare, non chiudersi, non avere chiusura mentale, quindi va bene il vino francese, va bene anche il vino australiano, è appena arrivato diciamo, sul mercato, è nuovo, va bene il nuovo zelandese, va bene anche i vini americani, noi siamo aperti a quella che è la cultura del vino in genere. Quindi prima la conoscenza, poi si lascia decidere al palato. Certo, il palato su tutti, noi assolutamente nessuna chiusura, anzi il palato noi cerchiamo di unire quelle che sono le nostre competenze, ma il fine ultimo è sempre l'utilizzatore, insomma il cliente che va, cerchiamo di soddisfare lui in tutti i modi.